Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere ci troviamo all'interno della nostra regione, Greenworld. Allora, è passato sì e no quasi un giorno da quando ho aperto la regione. Potete vedere che già è piena di persone. Abbiamo quindi 16 giocatori disponibili all'interno della mappa, quasi 2 milioni e 500 mila dollari disponibili proprio nell'intera regione. Nessuno ha ancora iniziato il cantiere per la grande opera e io torno nella mia mappa per cercare di vincere gli altri, dai. Ok. Vediamo un pochettino se con la nostra squadra riusciamo a impiantare immediatamente la grande opera. Io cercherò al più presto di fornire immediatamente, come dire, energia, acqua, scuole, leghe, magari per grazie al riciclaggio, che sono sempre importanti, plastica, roba del genere, quello è importantissimo. Allora, vediamo un po', quindi è importante fare tanti cittadini, tanta spazzatura, tante leghe, tanta plastica, però ancora siamo lontani. Allora, vediamo un po' come abbiamo fatto tutto qui. La città si sta evolvendo abbastanza bene, un po' storta. No, perfetto, si sta evolvendo abbastanza bene. Mi sa che a livello di industria ci dobbiamo fermare un po'. Questa strada è un po'... Ah, ok, perfetto. Allora, che cosa dovevo fare? Vediamo un po' come va la felicità. Abbiamo la felicità industriale che sta diminuendo un po', ma i posti per consegnare le merci mi sa che già ci sono. Facciamo una cosa, ragazzi, distruggiamo queste industrie perché sono troppe, dai. Ho esagerato un po', quindi va bene così. Ok, perfetto. Lasciamo come industrie esclusivamente quelle. Allora, abbiamo 6.000 dollari. Andiamo avanti, vediamo cosa dicono le persone. Vediamo come sta andando. Si stanno, perfetto, preparando per l'evoluzione. Ok, scegliamo una nuova strada. Vediamo di fare un altro po'. Allarghiamoci ancora di più. Troppo. Andiamo di procedere da questa parte. Così va bene. Questa strada adesso la tagliamo e la modifichiamo. Benissimo. Vediamo come va a livello energetico. Stiamo andando alla grande. A livello perfetto di acqua siamo perfetti. Invece a livello di acque reflue un po' meno. Lasciamo sempre qua a raccogliere nel terreno. Vediamo un po' le fabbriche come vanno. Servono posti per consegnare delle merci. Ecco qua, infatti mi sa che siamo arrivati ormai già al massimo possibile. Troppe fabbriche, ragazzi. Allora, metto un altro magazzino qua. Adesso una striscia la dovrò togliere perché non... ecco, queste mi sa che ho esagerato come vi ho detto. Quindi le rimuoviamo. Ne ho fatte troppe. Ecco, perfetto. Via. Il magazzino è lì. Qua dentro magari faremo qualche altra cosa relativa alle fabbriche, magari la centrale di riciclaggio, qualcosa di questo genere. Allora, vediamo un po'. Queste industrie secondo me vanno più che bene. A livello di negozi, crisi e disoccupazione. Ci sono più lavoratori che posti di lavoro. Dite? Ma le industrie vanno bene così, non posso esagerare. Già hanno quasi riempito le altre zone di casse merci, quindi basta così. Allora, per quanto riguarda la felicità cittadina, come va la scuola? Ah, la scuola, giusto. Ah, mi sono dimenticato di posizionare le fermate degli autobus. Ragazzi, mi dispiace, ma dovrete assistere alle fermate degli autobus. Allora ne metto una qui, una qui e una qui. Mettiamone poche, una qui e una qui. Due per ogni via, magari. Ecco. Una qua, tutti i ragazzi del quartiere. Una, due. Una e due. Questi vabbè andranno a piedi. E basta così, dai, anzi una qua. Magari c'è qualche ragazzo non può andare a piedi, lo prendiamo con l'autobus. Ok. 600, cos'è questo? Chiesa? Ah, una chiesa vogliono. Perfetto. Credo, sì, accogli un luogo di culto, perfetto. Dove sono i luoghi di culto? I luoghi di culto, non ricordo dove sono. Vediamo un pochettino come luoghi di culto, vediamo un po'. C'era una zona, me lo ricordo. Ah, forse qua, culto, perfetto. Mettiamo, cosa c'è qua? Il tempio, questo credo che sia giapponese, wow. Il tempio moderno, la moschea e la chiesa. Va bene, mettiamo... Gratis sono, credo, sì. Mettiamo una chiesa, per esempio. Guardate che figa.
La mettiamo... Cosa fa questa? Incrementa... No, 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 non incrementa nulla a livello di valore del terreno, però è interessantissima. Possiamo metterla in una zona, per esempio... ecco, per esempio un pochettino isolata, dove non abbiamo bisogno. Ecco, per esempio qua potrebbe andare bene, per esempio, perché qui potremmo ovviamente andare a espanderci, mentre qua raramente andrò a mettere delle... Ecco, mettiamola qua. Ecco qua la nostra chiesa. Le persone ovviamente sono felici per le funzioni che vengono svolte. Abbiamo problemi di istruzione e di sanità. Vabbè, la sanità abbiamo la nostra... Dov'è? Clinica, ho capito. Possiamo fare questo per adesso. Importante però far crescere la scuola. Quindi mettiamo un'aula nuova qui e continuiamo ad espanderci. Allora ragazzi, andiamo più avanti e aggiungiamo una nuova strada. Oh, aspettate un attimo, che va... Sì, che va a no, ecco, perfetto. Seguiamo. Perché non gira? Perfetto. Ottimo. Allunghiamo un po'. Oh, allunghiamo un po' questa. Sono contento che vi piaccia la nuova regione, ragazzi. Mi raccomando, fate del vostro meglio. Che succede qua? Ah, luoghi di culto. Felicità. I cittadini sono abbastanza felici. Dipartimento dell'educazione di Green. Una città di protezione ha ottenuto l'autorizzazione per far usare l'educazione superiore a Greenland. Perfetto. Ok. Questi sono nella regione. Quelli che mancano sono, ragazzi, il dipartimento della sicurezza. Lo metterò io. Però costa $500 l'ora, ma ci serve. È importante. Poi vediamo. Stato di Maxisman. Visuale della regione. Ma forse intende solo la mia regione, che questa parte di regione, forse. Sì, forse sì. Una grande O, vabbè, siamo lontani. Qua vediamo qualcuno che cosa ha fatto. Niente ancora, va bene. Io starò attento per vedere i cantieri quando nascono. Ok. Allora, stiamo andando abbastanza velocemente. Le aule si stanno riempiendo. Intanto noi andiamo ad aggiungere un'altra strada per popolare la regione. Andiamo, facciamo un altro pezzettino in avanti. Vediamo come va con l'energia. Ancora va bene. L'acqua pura, spazzatura. Già iniziano a sentirsi i primi problemi, però già, cioè, ancora non c'è bisogno. Una guida? Me l'ha dato una guida per costruire? Ah. Oh, che sto facendo? Perché non appare direttamente il cavo guida per riuscire a costruire? Vediamo. No, ma così mi sa che siamo troppo... Ecco. Facciamo così. No. Ah, eccola qua. Cavo guida da seguire. Ottimo. Allora, andiamo a riempire anche questa zona. I negozi secondo me vanno più che bene messi lì. Abbiamo un'altra aula disponibile, tutte una sull'altra, come potete vedere. Stiamo finendo i soldi, ma va bene per adesso. I cittadini sono felici. Allora, la felicità commerciale, cosa dicono? Gli affari vanno bene, qualche consegna di merci ci tornerebbe utile. Siamo irritati per la mancanza di energia. No. C'è più mancanza di energia. Vediamo qua come vanno. Ok, a livello adesso di merci siamo a posto. Come va qui? Ok, perfetto. Felicità industriale, cosa dicono? Vogliamo un posto dove consegnare le merci? Sì, ce l'avete qui. Invece per quanto riguarda le residenze, cosa vogliono? Ok, continua a morire gente. Stiamo facendo il massimo. Aggiungiamo, ecco cosa dice qua. Perfetto, andiamo ad aggiungere una nuova zona per... come dire... Ah, giusto, i simuli non sono sufficienti. Per i ricoveri, là per curare le persone più rapidamente. Il prossimo stipendio la collochiamo. Forza. Ah, l'ambulanza parte. Dai. Siamo quasi a 10.000 cittadini. Eccoli qua. Perfetto, trattamento delle acque reflue per Alus a poco ma buono. Eccolo qua. Forse stiamo trattando le acque di qualcuno, non mi dite? No, vediamo. Sì, forse ne stanno arrivando un po' da fuori.
Eccole qua. Vediamo se entrano nella regione. Sì, 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 qualcuno ci sta mandando le proprie acque reflue. Ah, cosa succede? Cominciano gli incendi, eh? Intanto abbiamo sbloccato. Ah, abbiamo accolto delle persone nel luogo di culto. 356 studenti, va benissimo. Accogli 100 fedeli, perfetto. Vediamo cosa serve. Cosa serve? Domanda commerciale. Richiesta di negozi. Forse servono altri negozi a basso reddito, ragazzi. E allora facciamo una nuova zona commerciale. Facciamo una nuova zona commerciale immediatamente. Queste sono le zone di periferia, troppo lontane. Il centro è più avanti. Tanto allunghiamo qua. È la zona commerciale dove la possiamo collocare. Io qua farei una bella cosa. Andrei a chiudere questa strada così. Ma perché quel giro? Ma perché questi giri strani? Ecco, la chiuderei così e basta, così. Ecco qua. Che è successo qui? Via. Bene. Che è successo? Abbiamo la villa del sindaco disponibile, che la possiamo mettere nelle vicinanze di queste persone, in modo tale davanti alla accanto alla chiesa. Perfetto. Cosa volevo fare? Ah sì, un attimino ragazzi, dobbiamo costruire immediatamente una nuova zona commerciale. Anche se non capisco il perché, però vediamo se possiamo farla. Ah ecco, seguiamo il cavo guida. Ora vi faccio vedere anche le altre città degli altri ragazzi, un attimino che finisco questo. Ok, nuova zona commerciale qua. Zona residenziale qui e zona commerciale. No, è troppo grande. Tagliamo. Zona commerciale residenziale. Dai che sta piovendo. Incendi sempre più. Aggiungiamo un camioncino dei pompieri, magari vicino alla scuola. Sì, in modo tale da non sacrificare altro. Perfetto. Mi sa che questa è l'unica strada per raggiungere le industrie, quindi... Ah, quanti soldi! Chi è stato? Un regalo al solito. Vabbè, qua i regali sono ben accetti perché c'è una gara vera e propria, quindi ci dobbiamo aiutare noi nella regione. Allora ragazzi, visto che ci sono arrivati questi soldi, allora vediamo cosa possiamo fare. Mettiamo una discarica... Ah no, sì, dobbiamo mettere la discarica, ma ancora no. Allora, visto che c'è questo... Ci è arrivato questo regalo, io andrei a mettere altre classi. Sì, 356 studenti. Andrei a mettere l'ultima, anzi altre due classi. Una qua. Sì, e una qua, basta, così la scuola è a posto. La scuola elementare ormai super piena. Problema di smaltimento dei rifiuti. Mettiamo la nostra piccola discarica. Vediamo dove però. Questa zona tutta eolica, pale eoliche. Quindi mettiamo la nostra spazzatura da questa parte e andiamo ad unire questa zona con questa. Così persone riescono ad arrivare più rapidamente. Crimini 0, morti al giorno ancora. Ok, c'è lo spazio però. Allora ragazzi, come vanno le cose? Ok, perfetto. Cosa serve ancora? Ecco, i negozi. Cos'è questo? Vediamo. Allora, dobbiamo costruire in verticale, non in orizzontale. In futuro potranno vivere enormi grattacieli, multipiano. Va bene, va bene, va bene, lo faremo. Piazza una megatorre d'elite, sì. Intanto cosa ci serve qua? Incendio in città, ancora. Cominciamo. No, questa storia deve finire. Aggiungiamo un altro camion dei pompieri e basta. Incendio in città, cosa dicevano qui? Lavoro? Posti di lavoro sono disponibili, molti lavori con stipendio medio, alcuni parchi per attirare lavoratori più benestanti. Va bene, aggiungiamo qualche parco per... Ecco, qua lo dobbiamo aggiungere per forza però, per esempio qua in mezzo lo dobbiamo mettere. Qui per esempio possiamo mettere dei parchi l'uno accanto all'altro. Per esempio qua, con i laghetti vari. Ecco, per esempio questo parco qua potrebbe migliorare radicalmente la zona. Qua perché non ci sono persone? Ah, qua niente persone. Non vi volete espandere da questa parte? Va bene, e allora io vado a mettere
Intanto qua qualche parco nuovo. Perfetto. Così andiamo a convertire anche questi negozi. Qua forse non andava bene metterlo, però ormai l'ho messo lo stesso. Mettiamole per esempio un altro qui e un altro qui. Ok. Stiamo convertendo un po' la zona. Acque reflue come va? Ci siamo. Cos'è questo? Attrazioni. Turistica. La palla di filo più grande del mondo. Questo è interessante, ma costa a livello orario. Sì. Vabbè, poi vediamo. Intanto lasciamo perdere il depuratore. Ok, andiamo ad aggiungere nuove case. Quindi aggiungiamo una nuova strada. Ecco qua. Giriamo così. Perfetto. Anzi, da questa parte. No. Perfetto. Giriamo. Ecco, ci serve la guida. Niente cavo guida, al solito. Ma come facciamo a farli apparire? Non mi ricordo. Se dobbiamo... Ecco. Già così va bene. Ecco qua. Un po' grandina, però... Va bene, uniamola. Ok. Metterei qualche casetta in più, tipo in queste zone, così. Così. Allora, mettiamo case a tutta forza. Mettiamo dei quartieri. Andiamo di creare dei... Che cos'è questo? Pianta una foresta. Wow. Sport. Cos'è questo? No. Campo atletico. Mettiamo... Allora, cosa possiamo mettere? Natura. Sì, ma questi archi messi qui non vanno bene. Ops. Sistemiamo un po' tutto. Linee rette. Ok. Ok. Allora, stavamo dicendo... Parco grande con vialetto. Ecco, questo per esempio lo possiamo mettere qui e chiudere con una strada. Certo è messo un po' maluccio, però adesso mi è venuta un'idea. Dov'è? Pianta foresta. Ecco. Benissimo, abbiamo riempito un po' la zona.